E bentornati a Spazio Volontariato, il programma di approfondimento sui temi della solidarietà del CSV di Rovigo. E anche per questa puntata abbiamo in studio un'associazione ed è la Lega del Cane, un'associazione di Rovigo che gestisce prevalentemente un rifugio in cui vengono accolti animali abbandonati e in cui i volontari cercano di trovare soluzioni per l'affidamento, l'adozione di questi animali. Ma ce ne parleranno meglio le due ospiti che abbiamo in studio oggi e sono Isabella Ghinello, che è la presidente dell'associazione, e Veronica Ferrarese, che è vicepresidente e responsabile dei volontari. E parto subito con l'intervista. Chiedo a te, Isabella, di raccontarci un po' che cos'è la Lega del Cane e di che cosa si occupa. Bene Francesco, la nostra associazione è un'associazione ormai navigata nella provincia di Rovigo, un'associazione presente e funzionante, soprattutto perché abbiamo la possibilità di gestire un rifugio, un canile intercomunale, che giustamente, come dicevi tu, si differenzia dal canile sanitario, perché appunto il canile sanitario è gestito dall'ULSS 1819, mentre per tutti i cani a cui non viene trovato il legittimo proprietario, quindi non dotati di microchip purtroppo, o di tatuaggio, il vecchio tatuaggio, poi dopo 60 giorni per legge passano nel nostro canile intercomunale, detto anche rifugio, dove noi ci attiviamo per trovare loro una famiglia affinché questa soluzione sia più breve possibile nel tempo, quindi sia un ponte verso una nuova famiglia. E ovviamente la nostra associazione si occupa sì della gestione del rifugio, ma siamo un'associazione molto attiva, abbiamo molti ragazzi, tra l'altro molta gente giovane di età e di animo, e facciamo moltissime attività sul territorio. Soprattutto adesso alle porte dell'estate ovviamente iniziano attività che ci porteranno nelle piazze di Rovigo. E che approfondiremo poi dopo, durante questa trasmissione. Io volevo chiedere a te, Veronica, di descrivere un po' che cosa fanno i volontari dell'associazione all'interno di questa struttura. Certo, allora, il volontariato all'interno della Lega del Cane si suddivide fondamentalmente in due parti: una parte gli attivisti all'interno del rifugio e altri invece che sono volontari sì, però operano all'esterno del canile, per cui fanno attività per organizzazione di eventi, banchetti e diciamo quant'altro, che non si occupano direttamente dei cani all'interno del canile. Per quanto riguarda l'attivista all'interno del rifugio, si occupa prevalentemente di instaurare un rapporto per rendere adottabile il cane, perché la funzione principale che abbiamo è quella di adottare più cani possibili, dare in adozione più cani possibili, per cui crescere l'indice di adottabilità dei cani, perché purtroppo molti cani arrivano timorosissimi, paurosi, hanno anche a volte qualche livello di aggressività, per cui attraverso la figura dell'educatrice cinofila che segue i cani ma anche i volontari e quindi forma i volontari in maniera piuttosto professionale, seguendo i consigli di Angela, socializzano con i cani, quindi creano un rapporto affinché i cani vedano l'uomo come qualcosa di positivo e non colui che li ha picchiati e gli ha provocato purtroppo molte volte degli shock, a volte che compromettono la loro adozione, perché purtroppo ci sono dei cani che sono anche molto difficili da recuperare, quindi ci vuole più tempo per loro per trovargli una famiglia. E poi un'altra attività di cui si occupano appunto i volontari, sempre che sta intorno al cane, è portarli a passeggio, per cui cani che magari sono già adottabili, cani molto socievoli, però hanno bisogno di camminare, di fare attività di giochi, quindi abbiamo anche un'area di sgambamento all'interno della quale facciamo fare delle attività come agility, dei giochi così ai cani, oppure quindi tante volte si consiglia anche al volontario, piuttosto che iscriversi in una palestra, di venire da noi, perché è un ottimo esercizio fisico, perché poi siamo anche in mezzo alla campagna, per cui ci sono delle passeggiate adesso con questo tempo bellissime da fare con il cane. Abbiamo anche molti cani anziani che hanno bisogno di muoversi, perché purtroppo stare in un box magari non molto grande provoca loro dei problemi articolari, per cui è molto importante anche creare delle situazioni piacevoli a quei cani che difficilmente vengono dati in adozione, quali appunto i cani anziani.
Queste, diciamo, sono le attività principali all'interno. Poi ci sono tantissime altre attività che ruotano sempre intorno, cioè all'interno del canile, e sono soprattutto quelle rivolte all'accoglienza degli utenti, perché una delle principali funzioni che abbiamo è anche quella di accogliere gli utenti che il sabato e la domenica vengono a farsi un giretto in canile o proprio a vedere se c'è qualche cane da adottare, e quindi dare la possibilità a queste persone di farci conoscere, visitare quindi la nostra struttura. Poi noi, quando diamo in adozione un cane, adottiamo proprio una procedura affinché il cane non rientri, perché purtroppo possono succedere anche i rientri, quindi abbiamo creato quel progetto detto appunto adozione consapevole, fare in modo di dare in adozione il cane ad una famiglia adatta a quel tipo di cane, per cui scegliamo un cane adatto a quella famiglia. Ovviamente una famiglia di anziani non sarà molto adatta per un cucciolo molto esuberante, per cui magari una famiglia di persone molto attive, dinamiche, verrà affiancata ad un cane molto più sportivo. Quindi facciamo compilare loro un questionario, e ecco che quindi i volontari imparano sempre con corsi di formazione a compilare moduli di adozione, e anche questo questionario, che è costituito da una cinquantina di domande, quindi anche impegnativo, però anche questo fa parte dell'attività. Educate anche dei padroni responsabili, se Esattamente. vogliamo metterla così. Sì. Tra l'altro il canile, ne abbiamo parlato, si trova a Fenil del Turco. Abbiamo detto che è una bella zona di campagna, quindi è anche una struttura molto piacevole anche da vedere. Certo. Immagino un bel posto in cui fare volontariato a contatto con gli animali. Certo. A proposito di educare i padroni dei cani ed educare i cittadini, Isabella, accennavi prima, ci sono delle attività anche all'esterno del rifugio e attività a contatto con la cittadinanza. Adesso per esempio di recente c'è stata la festa del bastardino a Rovigo, una seconda edizione a Canda, e prossimamente, mi ricordavate, ci saranno a Ficarolo e a Frassinelle. E poi c'è questa iniziativa di cui ti chiedo di parlarmi brevemente, il Bau Festival. Il Bau Festival è la prima volta che proponiamo un festival di questo genere. È un festival che noi proponiamo in piazza Rovigo, in piazza Matteotti a Rovigo, e che si terrà la sera del 9 luglio, ed è un festival un po' particolare perché appunto suoneranno delle band locali note, un festival rivolto soprattutto ad un pubblico giovane, che però non mancherà appunto di ricordare, purtroppo ancora una volta siamo alle porte dell'estate, il problema dell'abbandono, e il festival avrà proprio questo obiettivo, quello di sensibilizzare le persone sul tema dell'abbandono e sensibilizzare e raccogliere fondi per la nostra struttura, che questi fondi serviranno soprattutto per la rieducazione dei nostri cani, come accennava Veronica prima. Il Bau Festival chiaramente è una iniziativa giovane, per giovani e non solo, e chi volesse comunque aiutare la nostra associazione può iscriversi sì alla nostra associazione, ma anche partecipare a tutti gli eventi e manifestazioni che noi proponiamo, che è sicuramente un momento anche non solo piacevole, ma anche utile per imparare determinate cose sul proprio cane o sui cani in generale, perché per esempio presente queste manifestazioni spesso ci sono veterinari che danno consigli sull'alimentazione dei cani e soprattutto educatori cinofili che possono dare consigli utili per il nostro cane e per i cani in generale, per l'approccio dei cani in generale. E a proposito sempre di educazione, c'è quest'altra iniziativa, questo chiedo a te Veronica, e questa iniziativa Educane, voi l'avete già proposta l'anno scorso e so che tornerà, insomma nei mesi estivi in genere riproponete questo genere di iniziative, se ce ne vuoi parlare un attimo di che cosa si tratta, perché è molto interessante anche questa. Certo, Educane quest'anno la seconda edizione di Educane l'abbiamo già portata in diverse piazze, non solo a Rovigo ma anche ad Adria, a Ficarolo eccetera, quest'anno anche la riporteremo a Rovigo e prossimamente a Canda. È
un evento che si svolge proprio per cercare di creare una cultura cinofila un po' diversa rispetto a quella che c'è sempre stata intorno al canile, perché il canile è sempre stato visto come luogo dove i cani sono abbandonati perché magari sono aggressivi oppure sono difficili da gestire. Invece noi vogliamo dimostrare che i nostri cani sono cani educati e che un cane educato è molto più facilmente, anzi è assolutamente integrato alla città e alla società, per cui vogliamo far capire che il cane è un valore sociale e non un problema per la società. Ecco che quindi con questa manifestazione noi facciamo delle piccole dimostrazioni con i nostri cani del canile, appunto educati dalla nostra educatrice ma anche affiancata dai volontari, delle dimostrazioni costituite dal fatto che per esempio al cane si danno delle competenze, ovvero il cane sa andare al bar, per cui c'è la ricostruzione di un piccolo, non so, un tavolino con qualche sedia, c'è il binomio appunto cane conduttore, il conduttore che si siede, mangia delle patatine come se bevesse l'aperitivo, prende un tè così al bar e il cane educatamente sta seduto